È stata presentata oggi a Casa San Filippo l'iniziativa San Calogero abbraccia la valle, in programma il prossimo 7 luglio al Tempio di Giunone in collaborazione con i Tammura di Girgenti. Quest'anno la manifestazione ha uno scopo benefico. I fondi raccolti verranno destinati infatti all'associazione Sfida. Un'iniziativa a sfondo benefico per San Calogero che vede il parco presente, sempre disponibile. Sì, è già il secondo anno che condividiamo questa iniziativa. Il nostro obiettivo è quello di legare sempre più il Parco della Valle dei Templi alla comunità agrigentina. E quale miglior occasione se non quella di ospitare una delle manifestazioni più importanti della città, che tra l'altro è patrimonio nel registro delle eredità immateriali della Sicilia, per cui è anche un fatto culturale che noi abbiamo il dovere di sostenere. Quindi doppia valenza: apertura del parco rispetto alla comunità agrigentina, dall'altro contribuire a salvaguardare le eccellenze della città, di cui la festa di San Calogero, a parte gli aspetti fortemente religiosi che la caratterizzano, anche gli aspetti culturali che rappresenta questa festa. Voi annunciate l'arrivo della festa di San Calogero per le vie di Agrigento. Ogni anno da tradizione apriamo i festeggiamenti di San Calogero per le vie della città. Oggi abbiamo invitato le redazioni di Agrigento a partecipare a questa conferenza stampa legata a un evento da noi organizzato. L'evento si terrà il 7 luglio 2017, è un venerdì prima della seconda domenica alle ore 20:30. Gli artisti che parteciperanno saranno di gran rilievo. Abbiamo Lellona Alfino, Tom Sinatra, Fausto Savatteri con il 4 on 6, i Siciliani Sono, le corde siciliane e la scuola di ballo Evolution Project. Una raccolta di fondi in occasione di San Calogero, della festa di San Calogero, a favore dell'associazione che lei presiede. Sì, in effetti quest'anno i festeggiamenti di San Calogero avranno appunto un evento eccezionale, la raccolta dei fondi che saranno devoluti a totale beneficenza per poter allocare in uno spazio verde dei giochi che saranno utilizzati sia per i bambini autistici che per i bambini normodotati. Con noi abbiamo anche un genitore. Intanto volevo ringraziare tutti, in effetti sì, diciamo che questa è un'opportunità per tutti, un'opportunità soprattutto per i nostri bambini che in questo modo hanno la possibilità, attraverso un ambiente strutturato, di garantire quello che è il loro diritto principale, cioè il gioco, giocare sapendo però che c'è un ambiente che lo può tutelare.